Bon, per cominciare, a Modidelina si passa da un paese, Nasco, e dopo a Oligeo e a Guleggio sono andata in Bastia. Bon, Bastia era quasi un paese, era un po' più grande che Asco, ma era quasi un paese. E questa corsica qui era una corsica, diciamo, tranquilla, tranquilla. In Bastia tutto il mondo si conosceva. La corsica di Modidelina è un paradiso perso, ma come tutte le zidelline che sono paradisi persi. Le annate che ho preferito sono quelle di Modidelina. Romain Gary diceva la promessa dell'aube, la promessa dell'alba, perché c'era la speranza di umane, e d'umano non può essere più bello. E poi abbiamo mica che certi erano sferranti. Tutto il mondo ci pariva uguale. Non c'era mica tutta questa differenza qui che esiste là, nel mondo. Non so mica se lui c'è qualcosa che non regretti mica. Sì, forse può essere, quando eravamo un po' più giovanotte, ci mancava la libertà. Ci mancava la libertà perché eravamo sottomessi quantunque a una pressione sociale e familiare. Non c'è mica scordarsi che il 68 non era ancora nudo e c'era assai peso sociale, soprattutto in le femmine. Allora questo si può regrettare. Questo è vero che è un regretto abbastanza grande, perché allora, forse c'è troppo libertà, dice il variante che c'è troppo libertà, ma libertà non ce n'è mai troppo. La libertà è importantissima nella vita. Senza libertà non si può mica campare. Ai giorni di umane e d'oggi, che saranno le persone che hanno a corsica umana, li dico che ci creano dei sogni e ci fanno più che lo si può per realizzarli e per fare un mondo che sia meglio e che sia di meglio in meglio.